Martedì 23 luglio TV12, la TV dell'Aquila del Friuli, regalerà a tutti gli appassionati bianconeri da casa una giornata interamente dedicata alle zebrette in occasione del Media Day organizzato dall'Udinese Calcio nel ritiro di Bad Kleinkirchheim, che vedrà protagonisti giornalisti di tutte le testate nazionali, locali e satellitari, TV, carta stampata di ogni livello. Partiremo dalle 8:15 con il consueto appuntamento di Sveglia Friuli, durante il quale ci saranno i primi collegamenti già dal pullman che porterà i giornalisti in Austria. L'arrivo della spedizione è previsto per le 10:15 e TV12, dopo Sveglia Friuli, resterà in diretta straordinaria e ininterrotta fino alle classiche finestre di informazione del TG regionale delle 18:30 e del TG Udine delle 19, sempre con incursioni e collegamenti dalla Carinzia. Andiamo con ordine però, perché la giornata sarà piuttosto ricca. Seguiremo l'allenamento delle 10:30 prima delle interviste delle 12:30 ad alcuni calciatori come Okoye e Pagero, e vivremo anche le emozioni del pranzo conviviale in cui i giornalisti si intratterranno anche con il nuovo allenatore Kosta Runjaic e il nuovo direttore tecnico Gökhan Iller. La pancia non si riempirà a pranzo perché subito dopo ci saranno le conferenze stampa che trasmetteremo in maniera integrale. La prima riguarderà alle 14:30 la presentazione del nuovo acquisto Damián Pizarro, attaccante cileno classe 2005 arrivato dal Colo-Colo, mentre la seconda vedrà protagonisti due calciatori della stagione passata e che vorranno esserle anche di quella futura, il nuovo leader Florian Thauvin e Hassan Camara. Poco tempo per riposarsi perché subito ci prepareremo con l'allenamento pomeridiano nel campo sportivo di Bad con inizio alle 17:30. Finestre quindi continue con l'Austria per una giornata intensa da non perdere, una grande giornata bianconera.